Questa trasmissione è offerta da Bertossi Lucia. Buongiorno, benvenuti qui a Telefriuli al Punto, benvenuto al primo cittadino di Povoletto, Giuliano Castelletto, che fa anche rima, no? Caro Castelletto, come siamo? Abbastanza bene, saluto intanto i telespettatori. E abbiamo passato un anno abbastanza difficile con la pandemia, adesso fortunatamente sembra che le cose stiano cominciando a migliorare. A Povoletto abbiamo mandato avanti tutta una serie di opere pubbliche con tutte le difficoltà che ci sono. Nonostante tutto, diciamo. Nonostante tutto, perché il problema non è tanto e solo finanziario, indubbiamente ci sono le carenze di risorse, ma questo è un dato che ci accomuna a tutti. Il problema vero è che dobbiamo scontrarci costantemente con una burocrazia, questo vale per i comuni ma vale anche per i privati, per le aziende, che ormai è diventata insostenibile. Ecco, il 22 si presenta un po' complicato perché questo aumento di energia, aumento di tutte le materie prime, insomma diciamo che c'è una complicazione, no? Per esempio anche la questione del super bonus, che in qualche modo molta gente ci ha creduto, ma non tutti riusciranno a arrivare alla fine, non solo, ma dobbiamo anche considerare che anche le pubbliche amministrazioni, le imprese chiederanno un po' la revisione dei prezzi, per cui insomma questo caro energia ci sta devastando. Diciamo che il problema dell'energia, a mio avviso, è drammatico, è il problema di quest'anno, forse ancor più della pandemia stessa. Io ho letto proprio sulla stampa l'altro giorno il sindaco di Pavia, Beppino Govetto, che poneva in maniera drammatica quello che è il problema, ad esempio, dell'energia, anche per quanto riguarda i comuni e gli enti locali. Ovviamente riguarda i privati, ovviamente riguarda tutte le aziende, molte rischiano di chiudere, ma i nostri comuni non sono in grado, alcuni, io direi purtroppo parecchi, non sono in grado, a causa della bolletta energetica che ci troveremo ad avere nel 2022, di chiudere proprio i bilanci, dovranno tagliare dei servizi, a meno che Roma, mi pare da Roma abbiamo qualche segnale incoraggiante, e io spero che anche la nostra regione faccio un appello all'assessore Roberti che prenda effettivamente in mano questa problematica. D'altronde l'ANCI stesso sta facendo un'indagine presso i comuni per verificare la quantificazione. Io così, visto che qualche annetto di conti pubblici ce li ho sulle anche spalle, per professione mi pare, diciamo, no? anche per professione, diciamo che secondo me mancherà qualcosa come 20 milioni di euro che croce in questa regione, quindi somme astronomiche. Si corre il rischio di non riuscire a garantire il riscaldamento negli istituti scolastici, quindi bisogna avere il coraggio da un lato di mettere delle risorse in campo sulla spesa corrente, non solo sulla spesa capitale. Questa è una cosa che viene già da anni indietro, non è, il problema però adesso è esploso ed è insostenibile. Quindi maggiori risorse correnti. Faccio una proposta che può essere ancora di più facile gestione, perché immagino che reperire risorse non sia semplice. Permettiamo di utilizzare una parte degli avanzi di amministrazione in spesa corrente. È un discorso che ci darebbe un po' di respiro, forse cozza un po' con quella che sono i corretti criteri della gestione ragioneristica, però non sempre si può applicare la ragioneria nella contabilità pubblica, a volte bisogna avere il coraggio di guardare i problemi e di risolverli. Poi c'è il fatto che le imprese e le famiglie vanno in difficoltà, no? Perché potete magari agire un po' sulle tasse, ma questo è poco rispetto ai cari bollette che arriverà, no? Quindi avete già dei sentori di allarme, insomma, su questo, perché le famiglie sono in difficoltà. Beh, ma la situazione è assolutamente preoccupante, perché riguarda, cioè ormai diciamo, risolvendosi, come spero pian piano, il problema del Covid, diciamo che la ricreazione è quasi finita, quindi verranno fuori quelli che sono i fondamentali della nostra economia. Basta vedere quello che è il livello di inflazione, e quindi adesso parliamo di stagflazione, perché di fatto questa è la realtà.
ci sarà, credo, un aumento purtroppo dei tassi di interesse, quindi il costo del debito pubblico aumenterà e quindi veramente io spero che rimanga Draghi, perché quantomeno Draghi è un uomo di numeri, di grande competenza, perché se no l'Italia va veramente, permettetemi il termine, va a remengo, no? Abbiamo bisogno di questo, però purtroppo dobbiamo anche sapere che neanche Draghi ha la bacchetta magica, per cui bisognerà avere un coraggio anche di una pesante razionalizzazione della spesa pubblica. Nella nostra realtà, ad esempio, noi dobbiamo porci il problema innanzitutto di aggregazione dei comuni in maniera seria, dall'altro lato c'è anche la macchina regionale che è assolutamente elefantiaca. Ci sono tutta una serie di enti che hanno dei costi che non sono sostenibili. Bisogna che un attimino ci si renda conto che il terminale con i cittadini è costituito dai comuni, che i comuni devono avere le corrette dimensioni, che bisogna riprendere una fase di aggregazione dei comuni, prendendo anche atto che purtroppo se il meccanismo dell'UTI non andava bene per la sua obbligatorietà, poi ci sono il meccanismo delle comunità non funziona, non decolla e d'altronde a mio avviso purtroppo forse neanche chi l'ha proposto ci ha creduto fino in fondo, perché insomma per far funzionare un nuovo ente ci vogliono anni e ci vogliono risorse e nessuno è disponibile a metterle, anche perché le risorse non ci sono. Ecco, ma mi pare che ormai la politica si sta affidando un po' a troppi commissari, no? Perché va bene lo stato di emergenza, ma qui siamo in uno stato di emergenza, siamo continuato e reiterato. Per cui adesso vediamo anche a livello nazionale che la politica si è rotta sull'elezione del capo dello Stato, a destra, a sinistra ci sono problemi, si parla di questo grande centro e si parla anche qui in Regione che si stanno un momentino già muovendo più di qualche forza politica. Ecco, cosa ne pensa come sindaco ma anche come esponente politico, insomma, Giuliano Castelletto? Mi sembra che da quello che è avvenuto con l'elezione del Presidente Mattarella, a dire la verità io personalmente sono contentissimo di questa soluzione, perché temevo che l'alternativa fosse mandare Draghi alla Presidenza della Repubblica e sapendo che nel nostro ordinamento costituzionale la Presidenza della Repubblica non ha un ruolo di gestione effettiva e di governo, secondo me sarebbe stato un errore. Comunque quello che è successo ha certificato il fallimento totale dei partiti e il fallimento totale dei loro leader. Non siamo riusciti a trovare una personalità in grado di sostituire Mattarella e per fortuna che Mattarella, obtorto collo, ha accettato di tornare in gioco per un altro mandato. Dal punto di vista politico abbiamo bisogno di Draghi, che è un tecnico, un bravissimo tecnico, ma resta un tecnico proprio perché la politica non è in grado di esprimere una classe dirigente all'altezza. Quindi questo è un grosso problema e su questo grosso problema ci sono due indicazioni. Il primo, il sistema bipolare nella nostra Italia ha fallito totalmente, dando spazio alle estreme, soprattutto ai movimenti sovranisti, che nulla di bene faranno e possono fare per l'Italia. Noi dobbiamo avere il coraggio di tornare a un proporzionale con sbarramento, dobbiamo avere il coraggio di mettere in piedi, e mi pare che qualche movimento interessante adesso si sta facendo su questo fronte, una formazione politica, un'aggregazione di formazioni politiche al centro che copra la parte moderata del paese, sostanzialmente lo spazio che nella Prima Repubblica fu del pentapartito, nella Seconda Repubblica di Forza Italia, che oggi è uno spazio completamente scoperto, dove molte persone, imprenditori, persone attive, dinamiche, che lavorano sul territorio, non avendo una rappresentanza, non vanno neanche più a votare. Quindi o si dà spazio alla competenza oppure non si va da nessuna parte. Io credo che siano maturi i tempi per costruire questa forza di mediazione. Sì, è anche vero che ormai la politica si sta affidando molto ai social, no?
la gente, l'incontro con la gente, lasciamo stare il periodo di pandemia che è chiaro, la gente non usciva, anche l'incontro era contingentato, insomma queste difficoltà c'erano, però insomma in un clima di normalità bisognerebbe un momentino che chi ha intenzione di fare politica giri, capisca la realtà, non si fidi solamente del sentito dire e soprattutto rinasca un po' da chi amministra un po' i comuni, no? Rinasca un po' da chi ha le mani in pasta, di chi sa che cos'è una delibera, di chi sa di come vanno prese certe decisioni, no? Ecco, qualcuno dice che la spaccatura nazionale non si riverberà a livello locale perché la legge elettorale dei comuni, per esempio, prevede certe coalizioni, altrimenti insomma, sono guai per tutti. Ecco, nella nostra regione cosa pensi, Castanetto? Possa succedere? Ma indubbiamente questo è vero, perché se ci sono dei sentori che a livello nazionale il ragionamento sulla legge elettorale sta andando avanti, che quindi qualcuno si ponga questo problema del proporzionale, noi in questa regione andremo a votare senz'altro con l'attuale legge, quindi con un sistema di elezione diretta del Presidente, con un sistema sostanzialmente che si basa, oggi come oggi quantomeno, di natura bipolare. E questo non è un bene. Ad esempio io una cosa che critico, ma questo viene ancora dai tempi del Presidente Illy, ad esempio noi abbiamo tutti gli assessori, no? E non è un discorso di dare delle patenti se sono bravi o non sono bravi, ma nessuno è eletto. Mi pare che c'è un solo assessore, che se non erro, che si è dimesso dal ruolo consigliare. E quindi questi rispondono al Presidente, punto. Il ruolo del Consiglio è totalmente esautorato. Bisogna riequilibrare questo meccanismo. Indubbiamente nella nostra regione dobbiamo fare i conti con l'attuale legge elettorale, ma secondo me il problema è di qualità della classe dirigente e bisogna fare uno sforzo da parte di quel che resta delle forze politiche per fare un salto di qualità, se no si può anche vincere un'elezione, però la famosa specialità della nostra regione, le prospettive di rilancio e quant'altro, ce le possiamo scordare anche per la prossima legislatura, oltre che per questa. Ecco, l'ultima domanda prima di lasciarci. La specialità, che è un tema che qualche volta era sugli scudi, adesso è sparito un po' anche dalle scorrezioni, non solo, è sparito anche dal lessico politico, no? Potremmo perderla? Ma se continuiamo a non esercitarla come adesso sta avvenendo, effettivamente forse nulla cambia. Il problema vero, drammatico, è che noi non stiamo esercitando la nostra specialità. Questo, se noi andiamo a leggerci il nostro statuto, quello che potrebbe fare la Regione, ci accorgiamo che tra quello che potrebbe fare e quello che fa, e non è solo una questione di questi anni, tant'è vero anche politicamente io avevo aderito a un movimento che proprio nel suo nome allora si mise regione speciale. C'è questo problema della specialità e del suo rilancio, che non è quello per quanto riguarda, perché la regione, non scordiamoci, è fatta di Friuli e di Venezia Giulia, con Trieste, che ha in questo momento un ruolo trainante sotto più unita è, meglio è, perché tanti altrimenti aspetti. perdiamo tutti. Una regione unita, però ad esempio noi per quanto riguarda il Friuli non possiamo parlare di Friuli, di rilanciarlo sulla base della festa del 4 aprile o del recupero un po' dell'identità nostra solo attraverso la lingua. Dobbiamo porci un problema di classe dirigente friulana, dobbiamo porci un problema di Udine, capitale vera del Friuli, dobbiamo porci il problema dell'innovazione, della manifattura, di quello che noi rappresentiamo dal punto di vista economico, anche rispetto a Trieste, che oggi è in una fase effettivamente molto positiva, che è diventata un grande polo logistico, e noi in collaborazione con Trieste, anche in sana competizione, dobbiamo recitare la nostra parte. Oggi questo purtroppo non sta avvenendo, tant'è vero che anche a livello di imprenditoria, a livello di Confindustria, sostanzialmente vediamo accordi tra Pordenone e Trieste e Udine sostanzialmente tagliato fuori. Quindi dobbiamo farci un esame di coscienza, tutti noi, amministratori, politici, imprenditori del Friuli, e capire dove stiamo sbagliando,
vedere se bisogna cambiare alcune persone e avere il coraggio di rilanciare Udine e il Friuli. Il prossimo anno si vota a Udine e secondo me su Udine ci deve essere un grande salto di qualità. Bene, allora questo grande punto in domanda sul futuro della nostra regione, su Udine, lanciato dal sindaco di Povoletto, che ringrazio per la disponibilità, chiudiamo la puntata, insomma una puntata un po' anomala che ha approfondito un po' alcuni temi politici che in futuro cercheremo di approfondire ancora di più. Naturalmente grazie ancora e alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da Bertossi Lucia.